Molti colleghi hanno rinunciato in zona arancione di tenere aperto perché dicono che non conviene. Io sono qua perché voglio dare comunque un servizio. Noi in questo momento facciamo un servizio pubblico, garantiamo un servizio alla clientela, dopodiché loro prendono, portano via da sporto. Si sentono investiti anche di una responsabilità sociale nei confronti della comunità, i baristi che ancora sono in grado di tenere aperte le serrande alla vigilia del varo del nuovo DPCM, che con molta probabilità imporrà loro da sabato il divieto di effettuare l'asporto anche dopo le 18. Ecco che dal basso al grido #IoApro si stanno mobilitando in molti a tenere provocatoriamente aperti gli esercizi la sera in segno di protesta. Una scelta però controversa. Però saranno in gran pochi qua a Vicenza. Io spero che non ci sia proprio nessuno. Noi non abbiamo intenzione di partecipare per 3 motivi. Uno, perché già ci dicono che siamo gli untori e qua gliela serviamo su un vassoio d'argento e ce lo diranno ancora di più. Secondo motivo, perché per chi ha avuto dei lutti in famiglia, questo soprattutto per i nostri clienti, ci guarderebbero come dire: ma come, non vi preoccupate della salute? E 3, non lo trovo giusto personalmente. Siamo in questa situazione, dobbiamo cercarne di uscire, però uscirne rispettando le regole. Noi siamo vicini a questi nostri colleghi, però noi non aderiamo. Fino ad agosto, metà settembre circa, erano le regioni che gestivano un po' i protocolli e la situazione. Dopodiché il governo ha voluto prendere in mano lui e gestire lui tutte le situazioni, non si è capito niente, c'è un caos totale. Perciò lasciateci almeno l'autonomia alle nostre regioni e ai nostri governatori che forse sono più bravi a gestire le situazioni.